Allora, questa sera abbiamo fatto la riunione della Uletta del comune di Piancastagnaio, era presente e ha illustrato quelli che sono stati i risultati dell'ARS il dottor Fabio Landi, che fa parte come presidente della commissione geotermia del comune di Piancastagnaio. Io come sindaco ho ribadito che questa era una riunione interlocutoria, in quanto i dati sono stati dal dottor Fabio Landi e secondo me è opportuno fare altre riunioni di questo tipo anche con un contraddittorio, in modo da poter in qualche maniera comprendere appieno quelle che sono le ragioni del pro e del contro. Come sindaco ribadisco e continuo a ribadire che le geotermie sono autonome nel comune di Piancastagnaio, le commissioni come questa di geotermia, così le altre commissioni, ambiente, cultura, urbanistica eccetera, nella propria autonomia parlano, discutono, propongono all'amministrazione comunale le loro idee e le loro opinioni, l'amministrazione comunale le valuta e qualche volta l'accetta, qualche volta può essere anche di parere contrario. Questo significa però la democrazia partecipata, significa che in qualche maniera apriamo a tutti un comune aperto, questo è, per dirla con molta chiarezza. Questo è avvenuto stasera come prima uscita con la commissione geotermia, lo faremo anche per le altre commissioni. Ringrazio Fabio e ringrazio i partecipanti che stasera hanno dato soddisfazione al lavoro che si sta svolgendo. Grazie. Buonasera, mi chiamo Fabio Landi e questa sera in pratica c'è stato questo incontro nell'ambito del progetto di democrazia partecipata, dove io come coordinatore del gruppo Geotermia ho cercato di esporre quelli che erano dei dati, dubbi relativamente all'aggiornamento dello studio ARS, studio dell'Agenzia Regionale di Sanità, che cerca di capire quello che è lo stato di salute delle popolazioni geotermiche sulla Miata e nella zona di Larderello. È una cosa importante perché è la prima volta che a Piancastagnaio in pratica veniva presentato questo studio in maniera ufficiale in comune, erano presenti il sindaco, gli assessori, i medici di famiglia, tra l'altro anche il dottor Tosti come partecipante alla commissione proprio di studio perché l'ARS ha messo in piedi, e sono emersi, diciamo, tutti quelli che sono gli argomenti discussi fino ad oggi, ma finalmente insomma in maniera cioè da tutti i punti di vista in pratica c'era, per carità, devo dire che la cosa più importante sarebbe fare un contraddittorio, perché secondo me un incontro del genere andrebbe fatto anche con la presenza di Cipriani dell'Arts e di quant'altro, anche in maniera tale che potrebbero magari spiegarci dei dubbi che noi abbiamo. Grande partecipazione di pubblico, clima anche piuttosto caldo, e questo significa che il tema è molto molto sentito, e speriamo che sia il primo di una serie di incontri che verrà fatto nel comune di Piancastagnaio. Rispetto ai dati che ho presentato, sono tutti dati ufficiali da parte di ARS, Regione Toscana, ARPAT, e niente, io sinceramente ho analizzato quelli che erano dei punti d'ombra rispetto a queste tematiche. Tra l'altro devo dire che anche con Cipriani c'è sempre stato un rapporto reciproco di chiarimento, ho sempre avuto tutte le cose specifiche, anche se purtroppo su alcune domande non abbiamo mai ottenuto delle risposte chiare e dirimenti. Speriamo, ripeto, in un contraddittorio magari alla presenza anche dello studio di ARS, e magari mi auguro anche che gli aggiornamenti non si fermino al 2012 ma arrivino perlomeno al 2015 e di aggregare soprattutto i dati in una maniera statisticamente corretta. I medici di famiglia hanno aderito a uno studio della Regione Toscana, in particolare la Miata, divisa in Amiata Senese e Amiata Grossetana, partecipa a questo studio con i comuni geotermici e i comuni non geotermici. 3 comuni geotermici sono Piancastagnaio, Abbadia e Radicofani dell'Amiata Senese, verranno confrontati con i comuni non geotermici di Castiglion d'Orcia, Montalcino e San Quirico d'Orcia. Altrettanto verrà fatto nella Miata Grossetana, dove appunto ci sono 3 comuni geotermici verso 3 comuni non geotermici. Statisticamente quindi è un'analisi significativa, perché anche il numero di abitanti viene diviso equamente nelle 2 zone. Il coinvolgimento dei medici di famiglia consiste nel ricercare le schede di morte, le schede Istat di morte incerte cosiddette,
in cui una patologia dichiarata causa di morte non viene ritenuta sufficientemente chiara, per cui i medici si daranno da fare, diciamo, esaminando i propri pazienti deceduti negli ultimi anni. Si tratta almeno di 4-5 pazienti a medico in media, e quindi verranno viste eventuali correlazioni su questi decessi. Verranno poi messi a disposizione i nostri archivi, naturalmente tutto in forma anonima. Verranno messi a disposizione di un'equipe di epidemiologi che coordineranno questo studio. Da questi archivi verranno estratti appunto dei dati che riguardano la geotermia, alcune patologie importanti quali tumori cerebrali, che sono particolarmente sensibili agli inquinanti geotermici, anche tumori del sangue quali il mieloma multiplo, che è un tumore che sembra avere un'incidenza maggiore nella zona nostra geotermica. Altre malattie verranno esaminate, malattie che si vede che hanno un'incidenza maggiore nella zona geotermica, come la BPCO per esempio, alcune malattie del respiratorio. Niente, grosso modo è questo. Poi parteciperemo alla sensibilizzazione di pazienti affetti da queste malattie, o alla sensibilizzazione di parenti di pazienti deceduti per queste cause di morte. Verranno chiamati da noi e avranno dei colloqui con le dottoresse epidemiologhe che coordinano appunto lo studio. Lo studio ha una durata di 3 anni e inizia nelle prossime settimane. Ecco.